Sono 3.178 i sardi che hanno presentato domanda per usufruire della cosiddetta quota 100 che consente di andare in pensione anticipatamente rispetto alle regole attualmente in vigore, a sussistere di determinate condizioni. Da quest'anno infatti è stata introdotta la possibilità di andare in pensione anticipatamente con un mix di 62 anni di età e 38 anni di contributi, la cosiddetta quota 100. I numeri sono stati comunicati dall'INPS che ha diffuso i dati aggiornati a ieri 28 febbraio. Quanto alla provenienza geografica delle domande per la quota 100, al primo posto c'è l'area metropolitana di Cagliari con 1.197 domande, segue Sassari con 834, Nuoro con 459, Oristano con 378 e il Sud Sardegna con 310. Ieri, proprio sulla questione della quota 100 e del prepensionamento dei dipendenti pubblici, la CISL Funzione Pubblica ha lanciato l'allarme di un ulteriore depotenziamento della presenza dell'amministrazione pubblica nel Nuorese, dove il rischio è che i posti persi per i pensionamenti non vengano rimpiazzati. Questo significherebbe un ulteriore taglio di fatto dei servizi ai cittadini. A livello nazionale le richieste sono state 76.799 e sono arrivate soprattutto dai lavoratori tra i 63 e i 65 anni, in prevalenza uomini 55.613, tra questi 26.315 sono dipendenti privati, 29.387 del settore pubblico. La quota 100 è una delle misure volute dal governo pentaleghista per ovviare alle rigidità introdotte in campo pensionistico dalla legge Fornero, ma chi sceglie di andare in pensione anticipatamente dovrà comunque rinunciare a qualcosa in termini economici.